Ben ritrovati con la nuova edizione dell'informazione locale di Radio Adige Verona Network, focus sul tema del coronavirus. È stato accertato il primo contagio nel sud Italia. Si tratta di una turista bergamasca trovata positiva a Palermo. Tutti negativi invece i casi sospetti in Valle d'Aosta. Fermo a 7 il conto dei decessi in Italia di persone risultate positive al coronavirus. L'ultima vittima era un paziente in dialisi. Come in quasi tutti i casi precedenti in Italia, le persone più colpite duramente dal virus risultano essere quelle già indebolite da altre patologie. Oltre 200 il conto totale dei contagi nel paese. In Veneto ieri sera il conto era fermo a 32. Comuni e provincia di Verona hanno fatto il punto sulle nuove disposizioni ieri sera in prefettura al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Aggiornato l'elenco delle attività permesse e vietate in seguito alle misure di contrasto alla diffusione del virus. Rimangono aperti impianti sportivi, palestre, piscine, campi da gioco, percorsi e allenamenti. Non sono invece possibili manifestazioni ed eventi sportivi che abbiano presenza di pubblico. Rimangono aperti centri linguistici, dopo scuola, centri musicali, scuole guida e luoghi dove si tengono i corsi. Confermata l'apertura di attività di carattere sociale, come quelle di sostegno e supporto alle persone anziane e disabili. Nemmeno le attività economiche sono interessate dalle restrizioni. Confermata invece la chiusura fino al 1 marzo di musei, mostre e monumenti, la sospensione dei concerti, spettacoli ed eventi, anche sportivi, che prevedano la presenza di pubblico. Il sindaco di Verona, Federico Sborina, ha ribadito: gli allarmismi non servono, tutto questo viene fatto a garanzia della salute pubblica. E la Protezione Civile ha allestito alcune tende ieri fuori dal pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Serviranno per il prefiltraggio di casi di coronavirus qualora dovessero presentarsi a Verona. Si tratta di una direttiva regionale per alleggerire il più possibile i flussi all'interno dei reparti. All'interno di queste tende verranno svolte attività di raccolta dei tamponi e verifiche sulle persone che si dovessero presentare. E si sono registrati casi di persone vestite con divise molto simili a quelle della Croce Rossa che vendevano mascherine fuori dal Policlinico di Borgo Roma. La sezione scaligera della Croce Rossa ha diramato una nota in cui chiarisce che non si tratta di propri volontari. Casi simili di truffa si sono registrati anche in altre parti d'Italia, con falsi operatori sanitari che proponevano tamponi a domicilio. Hellas Cagliari è stata una delle partite di Serie A rinviate a causa delle misure precauzionali per il coronavirus. La società gialloblu ha comunicato che tutti i tagliandi restano in corso di validità e potranno essere utilizzati in occasione del recupero della gara. Una volta comunicate da parte della Serie A la nuova data e le modalità di recupero della partita, saranno diffuse anche le modalità di rimborso dei biglietti per chi non potesse partecipare. E ricordiamo infine che è attivo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40 per informare i cittadini. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma non hanno alcun sintomo o presentano sintomi lievi non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che, in base alle notizie riferite, fornirà tutte le informazioni e le istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.